Chef Cedroni, lei è riuscito a coniugare la cucina della tradizione marchigiana con la cucina internazionale, ottenendo risultati che sono dei capolavori culinari. Ma guarda, cucina marchigiana sì, perché sono nato nelle Marche, cresciuto e ho i piatti della tradizione nel DNA. Naturalmente, siccome ho aperto 35 anni fa il ristorante, questa tradizione è diventata mia, quindi è una mia tradizione che propongo questa sera, una tradizione di mare, nuova, fresca, molto contemporanea, da abbinare col Prosecco Superiore. Essere nato davanti al mare è già un buon inizio, no? Non poteva certo essere il mio fine lavorare la carne, anche se poi devo dire che mi piace moltissimo e che faccio dei piatti di carne molto buoni. Naturalmente sul pesce sono uno specialista, quindi essere nato davanti al mare e vicino all'acqua ha sicuramente influito forse più del 90%, ecco, a questa attitudine. Ho pensato dei piatti proprio per far accadere questo, per avere il massimo del risultato, quindi tonalità leggermente tendenti al dolce in alcuni casi, con degli abbinamenti diciamo di un prosecco superiore più secco, abbinamenti tendenti leggermente all'acido con un prosecco superiore con un residuo zuccherino in più e una spuma di yogurt con fragole per sublimare l'abbinamento con il dessert. È possibile avere una brigata felice in una cucina stellata? La brigata felice c'è quando si ottengono dei risultati, quindi se la brigata permette il raggiungimento di buoni risultati, permette il raggiungimento di ottimi piatti, si è felici anche se si è stanchi ed affaticati. La brigata permette il raggiungimento di buoni risultati, permette il raggiungimento di ottimi piatti, si è felici anche se si è stanchi ed affaticati. Quando non si ottengono i risultati purtroppo si è solo stanchi. Un giovane che vuole intraprendere questa vita, questo lavoro, potrei solo dire pensaci un attimo, riflettici, perché magari stai vedendo solo una parte di questo lavoro, la parte bella, quella dei complimenti magari, del piatto finale, però per arrivare a quel piatto c'è tanto sacrificio, tanto lavoro che forse magari non ti potrebbero piacere, magari. Quindi lo farei riflettere su questo. Guarda, se ti piace il duro lavoro, se ti piace magari provare tante volte per non riuscire a ottenere nulla, e allora questo lavoro fa per te. Se invece ti demoralizzi subito o al primo scalino hai paura di cadere, allora sicuramente forse è meglio che fai qualcos'altro. E noi ovviamente siamo grati a nome di tutti i produttori del Conegliano Valdobbiadene per essere un ambasciatore italiano delle eccellenze nel mondo. Grazie. Il territorio sicuramente nell'ottica dei festeggiamenti dei 50 anni della denominazione del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG ha risposto alla grande. Figuratevi che dopo che abbiamo messo la notizia, abbiamo appreso la notizia che era stata comunicata attraverso i social, attraverso i giornali, in pochi giorni abbiamo fatto sold out e oggi siamo a 190 persone in lista d'attesa.